E intanto buonasera a tutti, Andrea Sperandio di Mestre Mia. Come vedete l'avrete certamente riconosciuto, Sergio Barizza, Stefano Sorteni, grazie, benvenuti di essere qui con noi questa sera. Siamo in diretta streaming sul gruppo Facebook di Mestre Mia. Sapete di cosa si tratta perché abbiamo già fatto la locandina, quindi la rubrica è la solita rubrica, la storia di Mestre che c'è ormai da qualche anno, non so quante ne abbiamo fatte esattamente, Fabio Bevilacqua lo sa meglio di noi perché se le ricorda tutte e mi fa molto piacere, anzi. E il tema di questa rubrica sono appunto le chiese, diciamo le più conosciute, chiese importanti, tutte, alla quale con molto rispetto ci siamo molto affezionati tutti, e quindi dicevamo le chiese di Mestre. Nella puntata precedente abbiamo parlato del Duomo di San Lorenzo, che è stata, devo dire, veramente un incontro e una rubrica, una puntata veramente ricca anche di cose nuove, sinceramente parlo per me, e naturalmente abbiamo Stefano Sorteni che è molto preparato sul mondo ecclesiastico, si può dire così? Mestrino. Religioso, teniamoci su religioso, esatto, per non parlare di Barizza. Intanto vorrei salutare che sta correndo di corsa per venire qui Fabio Bevilacqua, che ha avuto un piccolo inconveniente, ma fra qualche minuto arriva anche lui. Io sono qui per sostituirlo, ma per intrattenervi, perché mi dispiaceva l'idea che magari vi scollegaste, partire in ritardo non ci piaceva molto. Allora, dicevamo, oggi è la seconda puntata delle chiese di Mestre e il tema della serata parliamo di due chiese sostanzialmente, quindi parliamo della chiesa di San Girolamo, in via San Girolamo, che mi dicono essere una forse delle chiese, e dico male se dico che è la più vecchia chiesa che abbiamo a Mestre, Stefano Sorteni? Non è la più antica, perché la più antica è senz'altro il Duomo. È il Duomo? Sì, solo che non c'è più, è la più antica come perché è sempre sul sedime, perché è presente sempre sul sedime. Hai capito? Sul sedime, appunto. E anche, diciamo, non come aspetto, perché chiaramente è stato modificato nel 700, ma insomma il sedime. Però l'impianto è quello. Sì, l'impianto è quello originario. È quello. Poi tra l'altro, siccome dopo io mi alzerò per lasciare il posto a Fabio Bevilacqua, lo voglio dire adesso, prima di dimenticarmi, vorrei che un piccolo cenno sul famoso Cristo che c'è all'interno, perché quella è una cosa che so che molti a Mestre hanno questo ricordo, lo citano sempre, e la cosa mi fa molto piacere, quindi un breve cenno se potete farlo. E poi l'altra chiesa è la chiesa di San Rocco. Devo dire che la chiesa di San Rocco, forse per tutti i mestrini, in qualche modo è una delle più conosciute, nel senso che la troviamo ormai, l'occhio, voglio dire, sempre facendo via Manin per recarsi in centro, in piazza Ferretto, l'abbiamo sempre vista. Però forse è la chiesa, Stefano, non so, correggimi, dove sono più i mestrini che non sono neanche mai entrati, perché per un periodo è stata chiusa e per molto tempo è stata chiusa, per cui anche nel corso del Novecento è stata spesso, seconda parte del Novecento è stata, eppure parliamo fino al restauro, di una piccola chiesa 50-60 e parliamo di una piccola chiesa importante, quindi una piccola chiosa dopo anche su questo. Nel frattempo è arrivato Fabio Bevilacqua, al quale io cedo immediatamente la sua postazione. Vieni Fabio, e vi ringrazio, state collegati con noi, grazie. Buonasera a tutti, ben sostituito da Andrea Sperandio. Ecco, io mi inserisco in questa discussione già iniziata, non so che cosa vi siete detti fino adesso. Era proprio un'introduzione larga. Ecco, allora, bene, siamo a questo secondo appuntamento di questa serie delle chiese di Mestre, importantissimo perché ognuna delle chiese trattate è legato a una parte ovviamente della storia di Mestre. Particolarmente quelle di cui parliamo questa sera sono due chiese importanti, una delle quali, San Girolamo,
è l'unica che è all'interno del Castelnuovo, cioè il castello costruito nel XIV secolo dai veneziani. Ecco, una chiesa che ha una storia però ben più antica, come vedremo, e poi la chiesa alcune cose molto interessanti di cui parleremo e che ci illustreranno bene i nostri ospiti, e poi la chiesa di San Rocco, anche questa una chiesa che ha una sua storia importante, è un po' successiva di un paio di secoli rispetto all'altra, ma sulla quale diremo delle belle cose. Insomma, non solo, anche le opere d'arte che sono legate a queste due chiese, le due chiese che sono le chiese del centro di Mestre insieme a San Lorenzo, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Adesso io cederei subito la parola ai nostri ospiti, perché si tratta di argomenti veramente molto interessanti che adesso vedremo. Stefano? Bene, grazie Fabio. Ma diciamo che anche metterle insieme è ardito, nel senso che parlare di entrambe, ognuna meriterebbe una puntata a sé, insomma. È vero, le abbiamo messe insieme perché le puntate sono poche in realtà, esatto. e le due chiese sono abbastanza vicine, ecco, diciamo che questo è l'economia. Sì, infatti. No, ma in effetti ha un suo perché questa scelta, perché hanno molti tratti in comune. Comincerei proprio da questi, poi tra l'altro, insomma, da questi tratti che uniscono, se non è, forse senz'altro non è l'epoca di costruzione, diciamo della prima costruzione, ma sono alcuni aspetti, alcuni tratti che hanno in comune, cioè quelli di essere per esempio delle chiese conventuali, cioè fanno parte di un complesso conventuale, quindi hanno un terzo tipo di caratteristiche, oltre alla chiesa c'è il convento, oltre al convento c'è anche il cimitero, perché entrambe hanno il piccolo cimitero, in questo caso serve appunto soprattutto per la sepoltura dei religiosi che le gestiscono, che entrambe sono gestiti da dei particolari ordini religiosi. Il primo naturalmente in ordine di apparizione è quello dei servi di Maria, insomma, no? che venne chiamato ad amministrare la chiesa di San Girolamo, insomma. Dopo la costruzione della chiesa sostanzialmente, insomma, perché furono loro poi a costruire il convento, insomma, no? Che era la loro sede, mentre quella di San Rocco invece è gestita, amministrata dai frati francescani, sì. Dall'ordine minore conventuale, quello che si dice quando appunto l'ordine francescano, che era unico nella fondazione di San Francesco agli inizi del 200, si divise appunto in spirituali e in conventuali, come spesso accade, perché qualcosa del genere successe anche ai serviti, nel senso che appunto il problema è sempre l'osservanza alle regole, quindi c'è chi vede alla regola originaria, nel caso di francescani, come nel caso appunto, che poi appunto nel caso dei serviti la regola mi pare che fosse quella di Sant'Agostino, quindi i frati agostiniani. È un ordine fondato a Firenze, no? Da 7 sul Monte Senario, la loro sede è, e poi entrambe in qualche maniera, seppur così per quanto riguarda San Girolamo, dal punto di vista diciamo mitologico, perché è il mito quello che parla di questo eremita, che la chiesa venne costruita sul luogo in cui diciamo abitava in solitaria vita un eremita, mentre appunto il Monte Senario invece è il luogo di eremitaggio di questi 6 religiosi, laici, poi diventati religiosi, che furono i fondatori dell'ordine, insomma, sì, nel 1233. Poi chiaramente diciamo che già parlare degli ordini hanno storia molto lunga e molto densa, insomma, e quindi a noi interessa soprattutto per l'incrocio con la realtà mestrina, insomma.
però forse alcuni cenni forse sono importanti, per esempio per San Rocco, perché chiaramente i conventuali, appunto, che poi sono gli stessi conventuali che è invece nella sede maggiore, insomma, perché Mutinelli la definisce alla fine del 600, il famoso geografo la definisce la grangia del convento dei frari di Venezia. La grangia è normalmente un'azienda agricola annessa diciamo, in collegamento con una sede maggiore, insomma. Ma non risulta però che ci fosse nulla di agricolo se non un piccolo orto, appunto, piccolo, insomma, anche relativamente piuttosto spazioso, che serviva forse scusa Stefano, forse la spiegazione è la spiegazione più semplice, è quella che io ho trovato, non mi ricordo dove, ed è quella che dico sempre, insomma, no? La spiegazione più semplice è che siccome la chiesa di San Rocco è stata praticamente finanziata da mercanti mestrini dopo una peste, nella seconda metà del 400, per cui a metà tra il 400 e il 480, ecco, benissimo, sai anche la data precisa. Sì. E c'è venuta la peste, allora cosa fanno? San Rocco è il produttore della peste, no? Allora fanno la chiesa a San Rocco in ringraziamento della peste, e guarda caso si legano con Venezia, dove San Rocco è vicino ai frari e ci sono i frari conventuali. Capito? Secondo me il legame è questo, più che andare a immaginare chissà che possono essere anche vere, però magari queste cose scivolano delle volte un fiantino il termine utilizzato da Mutinelli è così, insomma, chiaramente è del 600, insomma, quello che lui, stiamo parlando appunto forse anche perché aveva visto molte di queste grange in giro, no? Il libro su cui adesso ha scritto il nostro amico Pellizzer, no? Ne tira fuori parecchie qua nella zona, nella zona dove è la campagna, tra Campalto, Favaro, la laguna, eccetera. Sì, quelli del famoso dell'area vicino tra Campalto e San Giuliano. Sì, certo. Quella sì, effettivamente quella era una tenuta agricola. Appunto, sì. Ma appunto anche sul nome di San Rocco, ma adesso ci colleghiamo, poi tutto si collega, però, insomma, no? Anche qua sulla prima denominazione ci sono delle indicazioni che interessanti, secondo me, che poi si collegano anche con un'opera che poi un'opera pittorica che caratterizzò effettivamente l'insediamento di San Rocco, la cui prima dedica sembrerebbe quella di Santa Caterina, non quella di San Rocco. La principale è quella, probabilmente perché qua poi appunto hanno in comune anche questo, i due ordini e le due chiese in qualche maniera, perché la storia sia dei Serviti che quella dei francescani minori conventuali è fatta da due appartenenti all'ordine. Il primo in ordine di apparizione è Arcangelo Miani si chiamava, che ricostruisce praticamente la storia dei Serviti dalle origini fino alla sua epoca, che la sua che è alla fine del 600, praticamente la seconda metà del 600, poi viene continuata anche da altri. Mentre quella dell'ordine dei minori conventuali è fatta appunto da Antonio Sartori, che c'è proprio l'archivio Antonio Sartori, entrambi utilizzano gli stessi mezzi, raccolgono e anche si muovono praticamente fra i vari conventi dell'ordine per raccogliere documentazione sull'ordine. Adesso, fra l'altro, gli archivi dei due ordini, uno è a Vicenza, quello degli ordini minori, quello dei Serviti, sul Monte Berico, che è gestito la provincia veneta dell'ordine è appunto al Berico, mentre appunto quella padovana, la sede è a Padova, a Sant'Antonio, alla Basilica. Quindi l'archivio Sartori, che appunto è stato pubblicato, adesso è pubblicato anche online e non costa nemmeno poco. È pubblicato su DVD,
perché è enorme. Insomma, Cioè, la storia una parte della storia di Mestre la troviamo fuori, insomma, non a Mestre ma a Padova e Vicenza. Senz'altro. Quindi una parte a Treviso, Sì. Infatti. quella precedente. Beh, io ho visto per esempio la documentazione, c'è anche a Venezia in parte, perché appunto la Santa Maria Gloriosa dei Frari, l'archivio è nell'archivio di Stato. Sì, quindi l'archivio di Stato è là. Sì, esatto, la sede proprio, la sede del convento, insomma, quindi appunto in comune ci sono queste due persone che ricostruiscono in questi volumi le vicende quindi lo stesso Sartori probabilmente rifacendosi a delle fonti trevigiane, perché appunto fa risalire appunto la prima denominazione a Santa Caterina, tanto che appunto e parliamo di la pala. Stiamo parlando del 1400 che dicevamo prima. C'è la storia di questa famosa pala, no? Esatto, quella del cima da Conegliano, che sarebbe, se ci fosse ancora sarebbe almeno qualcosa che renderebbe gloria a me. C'è la storia, no? Adesso diciamo che parte del trittico è un trittico, quindi penso che parte del trittico sia in Inghilterra e una parte a Strasburgo. Esatto, l'hanno diviso in tre praticamente, mi capita sempre, perché è passata anche fra l'altro, vado a memoria, ma è passato per le mani di Ruskin il trittico. Quindi hanno fatto una copia che è conservata dentro alla sacrestia del Duomo. Se uno va in sacrestia del Duomo lo vede, qualcuno aveva avanzato l'idea, no, ma è questo l'originale. Invece se tu hai visto una volta un quadro di Cima da Conegliano, capisci che quello non è proprio, manca la luce che è tutto Cima da Conegliano, che nel Veneto è un'esplosione di luce, quello lì è tutto un quadro cupo, invece esattamente non c'entra niente. Mentre abbiamo anche, visto che parliamo di immagini, una immagine, vero Stefano, della chiesa di San Girolamo, che si trova nella Mariegola che è conservata nell'archivio della scuola di San Marco. Nella scuola di San Marco, poi casomai direi qualcosa della scuola di San Marco. C'è questa bella miniatura, in cui c'è questo gran San Girolamo che tiene nella mano così un modellino. E questo era una cosa tipica nelle iconografie del tempo, cioè quando dedicavano una chiesa, mettevano sempre il santo come il modello della chiesa. Ecco, e lì si vede che non è proprio la chiesa di adesso, è un po' diversa. È cambiata abbastanza. Lì nei secoli sono stati tanti mutamenti. Credo che quando uno va dentro adesso, per fortuna dopo i restauri fatti, 10 anni fa, 15 anni fa, 20, quando ho fatto il libro, una ventina di anni fa, per fortuna è stata recuperata proprio l'abside, prima non si vedeva, era piena di aggiunta del Settecento, eccetera. Adesso l'abside ha le sue belle scanalature gotiche, insomma, la vedi, e quella la vedi bene, insomma, E qui hai l'idea che è una chiesa vecchia vedendo questo. Non aveva le cappelle, non aveva le cappelle laterali. Il campanile stesso, se uno guarda da fuori il campanile vede che il campanile è il solito campanile parallelepipedo alto, così normale, dopo sopra c'è una specie di torretta che è stata aggiunta nel Settecento, anche quella, insomma, e la facciata lo stesso, la facciata è una facciata del Settecento. Insomma, metà del Settecento. Allora, come dicevi tu Stefano, la storia di queste chiese è importante perché appunto è legata a questi ordini conventuali, agli ordini religiosi proprio. Noi dobbiamo immaginare che questi ordini non li dobbiamo pensare con la visione che abbiamo noi adesso. In quei secoli là un ordine religioso era importantissimo, aveva un'importanza completamente diversa rispetto a quella che hanno adesso, anche perché in quei secoli la religione era quella che teneva un po' anche amministrativamente i territori, quindi e poi la mentalità della gente e la religiosità delle persone, che non avevi i social, non avevi i giornali e anche l'assistenza e quindi il riferimento alla religiosità e particolarmente agli ordini è importantissima, anche perché poi i conventi avevano una loro economia. Ecco, quindi diciamo che dal punto di vista sociale, oltre che religioso, erano veramente punti sul territorio molto importanti. Anche perché effettivamente questo
scusa se mi sovrappongo, ma appunto prendo la palla al balzo, ma certo socialmente, quindi parliamo di un altro aspetto che unisce le due chiese, insomma, che è quello della presenza delle scuole, delle comunità. Infatti io volevo arrivare proprio a questo, ti ho dato l'assist per questo, delle confraternite. Quindi sono entrambe molto, molto, insomma, appunto legate alla devozione, chiaramente. Per questa devozione c'è una specificità di San Rocco, che è effettivamente la chiesa sostanzialmente della guarigione e della sanità. Sì. Nasce appunto sia Santa Caterina protegge, è la protettrice anche perché lei con la sua ruota appunto dagli strali della sfortuna, insomma. Il terzo è San Girolamo, perché appunto poi Santa Caterina non è Santa Caterina da Siena, no, è Santa Caterina di Alessandria. No, parlo di San Sebastiano, perché il terzo personaggio è San Sebastiano, quindi entrambi sono santi protettori, ma anche le scuole che si insediarono effettivamente. Se non mi ricordo male, ce n'erano 2 a San Rocco e ben 4. Sono 3 addirittura, e 4. Uno è San Rocco, che appunto chiaramente anche lui è un santo pellegrino, ma anche terapeuta, chiaramente, no? Quindi, e poi c'è San Francesco di Paola, stiamo parlando degli inizi del 600, quindi anche lui è un santo guaritore. Vedi che c'è sempre l'assistenza dentro. È famoso, no? Che lui fu chiamato in Francia da Luigi XI, no? È malato, non riuscì a guarirlo, però effettivamente. E poi è Sant'Antonio da Padova. Mentre di là San Girolamo? Di San Girolamo invece hanno altre specificità lì, i santi, insomma, perché chiaramente San Marco, che è la prima nel 1424, che si insediò prima appunto all'interno della chiesa, chiaramente, e poi costruì la sua sede dove attualmente è il Cinema Palazzo. Nel Cinema Palazzo. E lì c'era un'altra chiesa, era la sua chiesa, insomma. Quindi parliamo appunto di una scuola importantissima, insomma, era la filiale della chiesa di San Marco veneziana, insomma, quindi ha delle specificità. Stiamo in un governo veneto, siamo in un periodo del governo veneto, quindi una chiesa che si dedica al protettore della Serenissima, della dominante, chiaramente ha anche delle forti connotazioni civiche di appartenenza, insomma, quindi se non ricca, se non altro era importante dal punto di vista proprio istituzionale, insomma, no? Poi ce ne sono state altre, c'erano le corporazioni, le 2 corporazioni, esatto, che inizialmente avevano la loro sede a San Lorenzo, perché appunto però si sono trasferite anche qua, sia quella che era dedicata a San Nicolò, quella di Baccaioli. San Nicolò il protettore, San Nicolò di Bari, chiaramente, San Nicolò da Bari, e il secondo invece è San Biagio, quella dei lavoratori della pelle e i calzolai, insomma, che è quella più antica rispetto a quella di Balcaioli, perché è del 1467, mi pare, l'istituzione. Avevano fatto poi degli edifici vicino alla chiesa, le scuole. No, la scuola, cioè quella di Balcaioli nel 1609 chiede appunto ai serviti di poter utilizzare 2 casette a fianco alla chiesa, che poi loro trasformano in una casa unica nella loro sede, e anche in un oratorio, perché chiaramente è anche un luogo di culto. E a proposito di storia di Mestre che è andata all'estero, no? Che dicevamo prima del quadro, la Mariegola dei Barcaioli di Mestre, anche quella probabilmente al tempo di Ruskin deve essere anche quella, è a Londra, alla London Library. Sono 2 le Mariegole in realtà, perché poi erano 2, perché c'erano 2 sedi, perché c'è quella di San Nicolò, ma c'è anche quella di Sant'Andrea, che la sede invece è a San Giobbe, alla chiesa di San Giobbe. Nell'altare lì di Sant'Andrea era la sede del Barcaioli, perché il tratto praticamente tra Mestre e appunto andavi dentro sul Rio di Canarese, e poi lo stazio era a Rialto praticamente, lo stazio a Rialto. Però era 2 tratti, il primo tratto arrivava appunto a San Giobbe. Il primo approdo a Venezia era San Giobbe, quindi lì c'è la
appunto la sede della seconda confraternita, perché ogni tratto veniva gestito da corporazioni diverse, quindi, mentre molto meno si sa di quella non si è conservato nulla, di quella dei lavoratori della pelle. Solo il nome. Solo il nome, sì, che è così tramandato. Ma chi lo sa, magari su qualche archivio all'estero prima o poi qualche studioso troverà le notizie e si degnerà di comunicarcele. Speriamo che sia così. Comunque erano 2 barcaioli, dice la leggenda, credo che sia una leggenda perché queste cose qua si rinnovano tutte. Pensate il volto santo di Lucca, se siete andati a Lucca, no? C'erano 2 barcaioli che hanno trovato il famoso Cristo, La leggenda dice che praticamente questi barcaioli stavano portando sulla barca. Adesso, no, lo portavano con la barca. Quando sono arrivati, perché sono arrivati dentro davanti alla chiesa di San Girolamo fino agli anni 50 c'era uno dei rami, dei tanti rami del Marzenego, no? Sì. Piccolino, ma c'era, insomma. E allora quando sono arrivati con la barca sull'angolo facendo e Cristo si era rifiutato di andare avanti. Non so come abbiano fatto a capire che Cristo non voleva andare avanti. Io comunque, questo dice la leggenda, no? Cioè il miracolo, il Cristo li ha obbligati a fermarsi là. Allora loro hanno capito che lui voleva andare dentro la chiesa che c'era di fronte. Comunque quel Cristo è una cosa bellissima, è stata fatta anche una tesi di laurea ultimamente da un mio carissimo amico ed è chi studia i crocefissi in legno, questo è uno di quelli che occupa uno dei primi posti proprio. Legno particolare perché cedro. Cedro non solo, ma ha un'iconografia molto particolare. Ho letto anche io qualcosa su questo crocefisso. Sembra che ce ne siano altri 3 tutto riconducibili a questa tipologia. È una cosa molto molto singolare. Ricordiamolo, è del XIV secolo. E poi è diventata, come dire, anche lui, forse più ancora che non so, le congregazioni o le associazioni, è diventato un po' una specie di protettore, no? Perché ogni volta che c'era qualche calamità, fino anche alla seconda guerra mondiale, visto che purtroppo anche oggi siamo oberati da questa guerra, la gente per invocare la pace eccetera andava da quel Cristo e dopo magari organizzavano anche delle processioni in giro per la città, capisci? Portando il Cristo dicendo salvaci eccetera. Ne ricordo uno in particolare che praticamente del febbraio del 1915, praticamente alla vigilia dello scoppio della guerra venne portato in processione da San Girolamo a San Lorenzo e poi ritorno proprio per invocare la pace. Poi purtroppo neanche lui riuscì appunto a conservare la pace. Comunque questo è molto bello, cioè c'è stata una devozione grossissima, adesso purtroppo queste cose si sono perse. Tanto che appunto ricostruiscono anche il luogo della cappella. Adesso l'ha messo sull'altare, l'altare sulla sinistra, ma c'era una cappella sua, no? Sì, c'era una sua cappella proprio per agevolare e dentro alla chiesa di San Girolamo sulla parete di sinistra, andando dentro, ci sono dei quadri, vero Stefano? Di un quelli che erano dentro la scuola. In cui c'è rappresentato San Nicola, i miracoli di San Nicola, che salva della gente durante le bufere, eccetera. Anche ci sono varie parliamo poi di dettagli, perché parliamo di dettagli, ci sono le tre sfere, che è il famoso miracolo di San Nicola con le tre ragazze, ci sono vari richiami. È una piccola storia raccontata in 5 quadri, mi pare. Sarebbe anche una bella idea, la butto qua, insomma, organizzare anche un paio di visite, per esempio, si potrebbero fare. Se nel frattempo qualche mestrino che non conosce queste chiese, almeno a San Girolamo, insomma, è aperto. Volesse farsi un giro, ci sono belle cose da vedere dentro. Può organizzare proprio degli itinerari guidati, cioè nel senso che io una volta ho portato un gruppo, penso, del Touring Club di Belluno, mi pare di ricordarmi, 4-5 anni fa.
sono stati contentissimi perché di domenica mattina, per cui ho trovato gli orari giusti per mettermi, no, per non andare con e dopo anche c'era ancora vivo Donnini Barbato, certo. che era lui che seguiva la chiesa di San Rocco, che ci ha fatto una gran festa quando siamo andati dentro, ci ha spiegato anche le cose che ci sono. Fra le cose che ci sono c'è quella Madonna in marmo, vero Stefano? Che ha una storia, nel senso che era dentro al monastero che oggi è l'M9, era dentro alla Chiesa delle Grazie. E quando le suore, dopo il decreto di Napoleone di demanelizzazione dei beni ecclesiastici, sono dovute andare via, si sono portate dietro come ricordo la Madre Superiore, la Madre Superiore, in marmo, molto bella, con delineamenti. Ricordo perfino la data, 1844. Quando l'hanno data, no, se la sono portata via, poi a un certo punto quando l'ha riconsegnata, parecchi anni dopo l'ha riconsegnata a Mestre dicendo questa era lì, tenetela voi, e l'hanno messa nella chiesa di San Rocco. Andando dentro è sulla sinistra, mi pare, sulla sinistra. No, di cose che possono essere interessanti, per esempio, ma può essere anche un dettaglio che può anche sfuggire, per esempio, ma è la croce greca che sta sulla parete, sulla antifacciata praticamente, insomma, perché questo cosa richiama? Richiama la funzione della Chiesa sostanzialmente, perché la croce greca richiama la Terra Santa, insomma, quindi i frati la croce greca è quella che ha tutti i quattro braccia uguali, esatto. No? Mentre la croce latina è quella in cui la parte centrale è lunga, che siamo a vedere noi, no? Perché la provincia greca è quella. I francescani gestiscono la provincia del Purtroppo non abbiamo tanto tempo, quindi dobbiamo cercare di dire più cose possibili. Io vorrei tornare un attimo indietro, essere un po' più pratico sulle cose materiali. Abbiamo visto l'importanza anche sociale oltre che religiosa di siti come questi che hanno avuto nel passato grandissima importanza. Gli edifici però, parliamo un attimo degli edifici, cominciando da San Rocco, tanto per far capire quello che la gente magari non conosce ma che però può vedere, cioè può rendersi conto effettivamente di che cosa c'è e magari non dà tutta questa importanza a questi fabbricati che non hanno neanche questi grandi volumi, perché ormai siamo abituati a vedere grandi interventi, grandi volumi, con questi palazzoni, con questi condomini che sono anche più grandi di questi, mentre invece in passato questi edifici qua rivestivano la chiesa è molto semplice, è molto semplice. Forse una delle cose più belle è il campanile a vela che c'è fuori, secondo me. Che però è dovuto a una questione di soldi, perché era previsto un campanile e poi quello sono è quello precedente, perché quello di cui parli non venne mai costruito. Non venne mai fatto. Ecco. C'è la base, non mi pare neanche, c'è la base, se uno guarda bene vede c'è la base. Sì. No, secondo me invece è molto bella, è come dire paesaggisticamente è bellina fuori, tu vedi questa cosa così, dentro è molto semplice, insomma, ma poi si parla di ordini, quindi si parla di chiese povere, non si parla di chiese ricche. No, infatti, abbiamo detto che è una chiesa anche San Girolamo non è una chiesa, ha una sala unica, insomma, quindi sono chiese che hanno lo spirito di chi le ha gestite. Sì, infatti. Poi noi siamo anche abituati a avere Venezia vicina dove ci sono cose magnifiche. Ma lì è il barocco poi, ma qui il barocco. No, perché sono precedenti. Ma sono state imbarocchite anche. Sono state un po' imbarocchite, con pochi soldi. Ma nel Settecento chiaramente sono state. Anche la chiesa di San Rocco ha dentro una serie di stucchi, di cose. Esatto, sono state in qualche modo trasformate per rendere più appetibili al gusto dell'epoca. Io vorrei ricordare un attimo per quanto riguarda San Rocco, no? Che è nata appunto nella seconda metà del 400, ma ha incrociato sulla sua strada, sulla sua vita, il 500, i primi anni del 500, e sappiamo che nei primi anni del 500 con la guerra della Lega di Cambrai Mestre è stata distrutta. San Rocco ha subito questa sorte. Vuoi dire un po', Stefano? Vabbè, stiamo parlando praticamente degli anni successivi alla Lega, insomma, che poi sono più o meno anche gli stessi anni in cui tra l'altro venne commissionata anche la pala, insomma. Infatti sì. Quindi nel 1513 la chiesa viene distrutta e poi ricostruita. Ricostruita, insomma, quindi.
e poi viene comunque seriamente danneggiata. Sì. Poi se parliamo di architettura, diciamo che ogni scuola che si aggiunge porta qualcosa, aggiunge cappella e quindi ingrandisce la chiesa, insomma. Questo succede anche uguale, cioè per questo è anche abbastanza simile, insomma, succede anche a San Girolamo, nel senso che appunto gli altari e quindi anche le relative cappelle sono il risultato dell'attività delle scuole che per esempio, appunto, non l'abbiamo parlata, ma per esempio c'è un bella interessante, insomma, è quella del Santo Rosario, insomma, perché a un certo punto la chiesa viene anche, la troviamo chiamata anche la scuola perché è tutti i santi, non mi stasera con i santi sono in difficoltà. La Madonna del Rosario, no? Sì, la Madonna, però la pratica del Rosario è la pratica di un determinato santo. Dei salesiani, che appunto vabbè, insomma, dai. Comunque viene chiamata appunto proprio perché siamo nel 1600 praticamente. C'è questa scuola anche del Rosario. Sì, no? sì, si uniscono anche un'altra che è un oratorio appunto, che poi è l'unico poi a sopravvivere, perché all'inizio dell'Ottocento tutte le scuole vengono, ma quello che unisce anche entrambe le cose, unisce entrambe le chiese, che a un certo punto i conventi vengono soppressi. Il San Girolamo per primo nel 1658 e San Rocco invece nel 1769, in base a delle disposizioni poi appunto un po' per la razionalizzazione della presenza religiosa nel territorio. L'ha fatto anche a Venezia a un certo momento. È stata Venezia a farlo. Sì, ma l'ha fatto proprio anche in città. Certo. Ne nascevano talmente tanti che il Senato ha detto no, basta, fermi. Adesso basta basta ordini religiosi, basta confraternite, basta ospedali e cerchiamo di razionalizzare un po'. Fondamentalmente a San Girolamo praticamente possiamo dire che è diventata un po' una succedanea del Duomo dopo, no? Praticamente, no? Cioè è ancora adesso, continua a esserlo, no? Mentre San Rocco è stato un po' più, fra virgolette, abbandonata, e ha avuto un momento di, come dire, piccola rinascita, usiamo questo termine qua, quando è stato istituito l'Istituto Berna, giusto 100 anni fa. 100 anni fa, quando nel 19 è morto Pietro Berna, lasciò tutti i suoi averi, che era una dose molto consistente allora, sia in soldi che in case, in terreni, eccetera, perché venisse istituito un istituto che curasse gli orfani di guerra. Siamo all'immediato dopoguerra della prima guerra mondiale. No? E praticamente 21, la sorella Maria si rivolge al vescovo di Treviso, che hanno fatto santo, no? Adesso è un beato, Giacinto Longhin, che era un cappuccino, vescovo di Treviso, e lui gli dice guardi, la farò parlare con Don Orione, no? E parlano con Don Orione, e a un certo punto Don Orione si impegna a venire qua con la sua organizzazione ad aprire questo istituto, e lo aprono nella villa dei Berna, che era qua in Borgo San Rocco, a proposito di fronte proprio, dove adesso c'è via Manindo, dove è stata demolita la villa. Bravissimo, dove è stata demolita la villa, c'è un gran condominio, e la scuola, l'Istituto Berna, è stato lì fino alla metà degli anni 50, quando a loro volta hanno acquistato un terreno a Vissuola e hanno fatto la scuola, che adesso si sono trasferiti. Quando erano qua dal 21 in avanti, per parecchi anni praticamente San Rocco era la chiesa dell'istituto, per cui andavano a messa là, capisci? In qualche maniera tenevano la chiesa un po' aperta, un po' anche curata, per dire, no, come adesso mi pare che la domenica vada, no? La domenica va degli ortodossi, non so, alla domenica, rumeni. E loro perlomeno la aprono la domenica, ecco, per dire, insomma, se no c'era Donini Barbato, che su quel piccolo conventino, che è quella casettina che c'è guardando sulla destra, no? Dove anche Monsignor Vecchi pensava di ritirarsi in vecchiaia, invece è morto prima,
Donnini è morto quando 2 anni fa, mi pare, sì. 3 anni fa, da Sì, poco, sì. e adesso è lì. Cioè, E fra l'altro appunto lì è proprio dove c'era l'antico convento, è una parte del che non c'è convento. più. Perché poi nel 72, praticamente 1772, Colledani, che era l'abate che aveva acquistato all'asta, perché l'immobile viene messo all'asta, lo cede la chiesa alle scuole e trattiene per sé il convento. Quando Colledani praticamente col tutto il sommovimento dell'inizio dell'Ottocento, il convento viene demolito. Resta appunto questa. Probabilmente era lungo, no? Era lungo. Vabbè, ma c'è un'immagine, il canale, no? c'è anche una mappa. No, non ce l'ho da qua. Mi spiace. Sì, ma comunque insomma molto bella. Là abbiamo il fiume, C'è il fiume, il borgo no? San Rocco, Sì, quindi sì, deve sì. essere per forza Sì. in linea con le case che ci sono. Sì, sì. Beh, per certo, forza. senz'altro. Poi un'ultima cosa, forse è bello, perché il borgo San Rocco è di un'importanza unica, mi dispiace molto che, anche se io sono un amante di Daniele Manin, che abbiano cambiato il nome, no? Perché sarebbe bello che restasse ancora Borgo San Rocco, perché aveva il senso, perché c'è la chiesa. Ed la chiesa praticamente era a metà della strada che correva fuori delle mura. Questa è una cosa importantissima. Adesso che abbiamo delle mura, abbiamo solo qualche lacerto qua e là. La strada correva proprio tutto fuori. Girando per alcuni paesi storici del Veneto, io vedo però i toponimi, quelli nuovi, e sotto già Borgo San Rocco. Sì, ma lo fanno dappertutto. Via Manin, già Borgo San Rocco, lo fanno dappertutto sta cosa. Io ho fatto una proposta quando era vivo il caro Gaetano Zorzetto, ho ancora le carte a casa, forse se fosse vissuto qualche anno l'avremmo fatta, perché lui aveva accettato questa proposta. Ecco. Adesso di Mestre e di queste cose, come di tante altre, purtroppo, ma non interessa molto a nessuno all'interno dell'amministrazione, no? Parlavamo prima fuori, ma è vero, insomma, no? Siamo arrivati al punto che il nostro sindaco, io lo ascolto con molta attenzione, è un po' come, senza voler per carità paragonarlo, è un po' come i russi che adesso invece che dire guerra dicono operazione speciale, no? Ecco, lui quando parla di Mestre non usa mai il termine Mestre, non usa mai il termine Mestre. Lo so. Parla di la nostra terraferma, la città di terraferma, non usa mai. Mentre noi invece siamo amanti, siamo amanti della storia, perché tu poi anche Mestre puoi farla amministrare da Venezia, da Treviso, da Padova, da chi vuoi, è tutto un altro discorso. In realtà la città che è nata, che è sorta con della gente che ha vissuto, che ha lavorato, che ha amato, che ha lottato, che ne ha fatte di tutti i colori, no? Che ha fatto i figli, i vecchi, e tutti i rapporti, quella è il paese, quella è la tua città, la tua terra, ha un nome, e tu non puoi cancellare il nome, c'è niente da fare. No, non puoi cancellare il nome, punto. Infatti non volevo fare pubblicità, ma l'itinerario che faccio adesso ma è vero. Il 14 aprile si chiama Mestre Ricorda. Cioè, la memoria è uno strumento fondamentale. La memoria sono l'identità della città è la memoria, no? Come dice anche Settis. No? Cioè, quando una città perde la memoria di sé, basta, non esiste più. Ritornando un passo indietro e parlando di nuovo ancora di cose fisiche, abbiamo visto che San Rocco è stata, diciamo, distrutta o parzialmente distrutta, il convento non c'è più, invece per San Girolamo la chiesa c'è ancora, abbiamo una facciata che è settecentesca, ma tutto il resto della chiesa invece ha un impianto che è tardo romanico, inizio gotico, quindi insomma l'abside è molto bella. È molto bella, proprio per chi è amante dell'architettura medievale, entrando in questa chiesa, pur essendo un'architettura molto semplice, è però particolarmente indicativa delle architetture medievali di quel periodo che va tra il romanico e il gotico. Domenicani, è vero, tanto è vero che a San Giovanni e Paolo, è la memoria, che San Giovanni e Paolo, che è la chiesa dei Domenicani, c'è una bellissima cappella piena di affreschi, mi pare di Tiepo, in particolare, non è la cappella del Rosario, no? Vedi, i Domenicani sono legati al Rosario, chiusa la parentesi, non mi scappa molto la memoria. E poi io vorrei mettere l'accento anche su un'altra cosa, parlatene voi, su questi serviti di cui abbiamo testimonianza.
con le lapidi che sono con le lapidi che sono là. Sì, a me colpiscono particolarmente perché la prima volta, prima che io mi documentassi, e ho visto questa lapide con questa immagine e le scritte gotiche, perché stiamo parlando, se non mi ricordo male, di 400. No, forse prima, l'ultima parte del 300, 1393. Però purtroppo sono messe là fuori. Sono messe là fuori, sono abbandonate fuori in giardino. Allora, queste lapidi erano all'interno della chiesa, perché c'era nel cimitero o nella chiesa, insomma, ed era una lastra tombale. Quando ho visto questa lastra di questo Servita, che evidentemente però non era uno dei fraticelli, sarà stato forse il capo dell'ordine in quel periodo là, a me ha colpito particolarmente perché mi sembrava di vedere un cavaliere templare, cioè più che un frate assomiglia a un frate guerriero. Andate a vederlo o documentatevi, perché di questo c'è documentazione, lo trovate anche sul web, che è molto bello, e se passate per San Girolamo sporgetevi oltre la siepe, perché vedete queste due lapidi antiche medievali che sono là abbandonate, ma che fanno parte della storia della nostra città. Però se tu, non so se conosci la raccolta di acquerelli, sono del Gravenbrock. No, esatto. È questo di origine olandese, ma in realtà ha operato a Venezia, insomma ha fatto, diciamo, delle riproduzioni dei vari monumenti veneziani, e l'unica cosa mestrina che lui ha messo appunto nella sua raccolta è una delle lapidi dedicata appunto, mi pare, a un Zorzi. No, a un Giorgio, allora, il suo nome è Giorgio, quindi Zorzi è Giorgio, perché non mi ricordavo, Giorgio qualcosa, sì. Esatto. Comunque sulla lapide c'è il nome, cognome, quando è nato e quando è morto, e che cosa faceva. Cioè, è una testimonianza preziosissima, oltre che l'immagine, che è una bellissima immagine. Il convento è andato perso, vero? Sì, non c'è più. È andata persa anche la sede della scuola. Anche la sede della scuola. Però c'è un convento che è stato fatto, no? 1940, per le suore che ci sono lì dentro, e hanno un bel chiostrino delle volte, no? E la cosa che è simpatica, me l'ha detta la suora la volta che sono andato dentro, che in mezzo al chiostrino c'è una colonna con una Madonna, e la vecchia suoretta ha detto che quella lì l'ha regalata alle suore la signora Ponci. Bravo, esatto, Faustina Ponci. Quando hanno buttato per aria, era all'interno del parco, poi chissà da dove veniva, perché anche la roba che era all'interno del parco non è che ci sia ma comunque era all'interno del parco, è un ricordo del parco. Di tutto quel parco si è salvata la Madonnina, che si è spostata di pochi metri, meno male. Sì, anche perché appunto il convento è stato giusto nel 40, prima che il parco venisse appunto no. Venisse distrutto. È forse per quello che si è salvata. Sì. È probabile. Anche quel tratto di verde, quello spazio, in realtà era parte del parco stesso. Quindi appunto hanno anche un significato legato alla memoria, insomma, sono tutte sollecitazioni che ci possono venire, insomma, per non parlare di tante altre cose, insomma, anche all'interno della chiesa, ma potrei ricordare anche una piccola lapide che sta dietro, praticamente a destra dell'abside, che ricorda come Antonio Labanti, che è stato uno dei grandi padri, grandi amministratori dell'ordine dei Serviti. Stiamo parlando praticamente, mi pare, della fine del 600, mi pare, ecco. Venne lì in visita, e questa cosa viene ricordata dalla lapide in cui ricorda proprio 1685, adesso vado a memoria, insomma, la visita appunto, per esempio, i gigli che stanno quelli sono i segni, appunto, perché i gigli è un simbolo del fiorentino e quindi dell'ordine dei Serviti, insomma ci sono tanti richiami, insomma, ecco, se uno sa un po' leggere, come tutte le cose, insomma. Ecco, ricordiamo un attimo a chi ci ascolta quando è nata questa chiesa, perché si dice sempre che Mestre non ha storia. Se non mi ricordo male è il 1261. Sì, seconda metà del 1200, però probabilmente non è la stessa. Quello che è documentato è il 1349, che è la consacrazione. Cioè è molto probabile che l'abbiano cominciata, poi magari non hanno avuto i soldi, si sono fermati. Ma 1261 non si sa bene neanche chi. Appunto. Chi potrebbe averla costruita.
infatti. L'eremita leggendario di cui si un parla. po' difficile che l'eremita, non so, pietra dopo pietra. Ma sì, certo. Cioè, perché appunto questa cosa viene appunto perché viene legata al discorso dei battuti del 1261, no? Cioè, quando appunto Giuseppe Querini, mi pare che si chiamasse il prete, o Morosini, Giuseppe Morosini, in una sua memoria la collega appunto ai battuti, ma nel 1961 i battuti a Mestre non c'erano neanche, quindi il collegamento è del tutto così. Cioè, quello che è documentato realmente è appunto la prima consacrazione. La prima consacrazione, che è quella del XIV secolo. Che è del 1349, esatto. Insomma, la prima messa che viene celebrata del 1349, anche perché lì appunto, anche interessante, no? Perché quando questi ordini si insediano, il clero secolare non è molto contento. Guarda un po', guarda insomma, noi lo sappiamo perché ultimamente si usa fare queste fiction, le chiamano così, queste ricostruzioni con la vista di San Francesco o di altri santi, e per esempio proprio con San Francesco abbiamo visto quanta difficoltà c'è stata per San Francesco per far riconoscere il suo ordine a Roma. E insomma, stiamo parlando di un santo che è anche il patrono della nostra nazione, però insomma le vicissitudini per vedersi riconosciuti, ma anche tanti altri, insomma, San Filippo Neri nel 600, stessa cosa. Ogni volta che c'era un nuovo ordine, specialmente se era molto religioso, la Chiesa romana osteggiava il più possibile. Quindi effettivamente dopo il 1349 insorse appunto un conflitto tra i preti, cioè tra i religiosi, quelli appunto temporali, quelli di San Lorenzo, e appunto l'ordine, proprio perché volevano impedire di costruire il convento, insomma, praticamente. Sembra che il terreno fosse della mensa vescovile trevigiana, insomma, sembra che venne costruito. Poi alla fine, naturalmente, ma ci vogliono 2 vescovi sostanzialmente, perché ci vogliono una quindicina d'anni praticamente perché si risolva il conflitto, e dando ragione ai serviti, insomma, chiaramente. Insomma, devi tenere presente anche che Mestre in quel momento era molto molto piccola, insomma, per certo. cui evidentemente il mercato l'arciprete di Mestre, che vedeva sta roba, era un po' una concorrenza sul terreno, esatto. Su un terreno che offriva già poco, no? Stiamo parlando anche all'interno della cinta muraria, quindi insomma aveva un suo rilievo, insomma, anche per questo poi che in realtà attira più di San Lorenzo le confraternite, perché sono più protetti chiaramente. Quindi stando all'interno della cinta muraria ci si sente più protetti da eventuali effetti. Le nostre confraternite o le corporazioni si insediano dopo. Sì, ricordiamolo per chi ci ascolta, che stiamo parlando di anni in cui le guerre ci sono state, Mestre è stata distrutta, quindi essere all'interno del castello, essere fuori, c'è una bella differenza. Appunto perché proprio il borgo di San Lorenzo a più riprese venne distrutto, insomma, certo. Venne seriamente danneggiato, quindi insomma stare dietro faceva la differenza. Ecco, a questo servivano i castelli. Per quanto limitato, per quanto comunque era una custodia, insomma. E effettivamente merita anche, perché poi una memoria anche la nostra scuola, insomma, cioè quella che è diventata adesso il palazzo, cioè il Cinema Palazzo, perché all'interno del cinema c'è questo residuo dell'antico, si è conservato miracolosamente fra le scope e i secchi, questo capitello, questa statua che sta proprio sul percorso sacro, su quello che la confraternita faceva. Avevi pubblicato qualcosa tu proprio su questa visita qua? Non faccio più visite, ho fatto più No, ma pubblicate, ce ne sono, se qualcuno volesse cercare qualche foto. Qua c'è. È una cosa veramente molto interessante, molto bella. Noi abbiamo sempre, io porterò sempre un libro, no? Ecco. Questo appunto ci parla, questo venne fatto in occasione non l'ultimo, ma un recente restauro. Il grande restauro. Perché è stato fatto anche recentemente, anzi ancora in corso. Tra l'altro. No, ma quello diciamo che ha messo in risalto l'abside, no? Anche qua, appunto, un'altra memoria che sovviene
è il primo in qualche maniera a aver cominciato questo ritorno all'antico, soprattutto della parte interna, è Giuseppe Urbani de Geltof, insomma, no? Cioè, Vidal, c'era questa specie di legame anche con Giuseppe Urbani de Geltof, il cappellano della chiesa, insomma, quindi fu lui in qualche maniera a cominciare a togliere le affettazioni dell'epoca barocca, tardo barocca. Io vorrei concludere, il tempo purtroppo è finito, vorrei concludere con una nota su un restauro ufficiale che è stato fatto proprio sul Cristo che è dentro San Girolamo. Nel 1972 le istituzioni dell'epoca hanno voluto restaurare questo crocifisso e il restauro è consistito nel 1972 nel privarlo completamente. Il Cristo era dipinto come erano dipinti tutti i Cristi di quell'epoca là, privandolo completamente della sua pittura e di tutto il gesso che era preparatorio, tutti gli strati, per riportarlo proprio al legno. Per quello che non sappiamo che è il legno di cedro, perché appunto durante il restauro è stato tolto tutto, riportato alla superficie del legno e ricoperto con una finitura in cera, quindi si vede quello, è anche bello da vedere. Ed è stata cambiata la croce e quella in abete è stata sostituita con una più robusta in noce. Insomma, quello è un restauro ufficiale, purtroppo scriteriato, che non ci ha privato completamente di un'opera, ma insomma è fortemente compromessa, però tutto sommato è comunque una bellissima opera e ben conservata. I crocifissi di cui hai parlato, che poi sono dell'area, mi pare, lombarda. Sì, uno lombardo, sì. Esatto, e altri non sono dipinti più ormai. Uno in gran parte rimane qualcosa. Uno addirittura ne hanno tolto barba e capelli per sostituirlo con barba e capelli veri, che poi sono andati perduti naturalmente, per fargli una specie di impianto, una roba. La devozione a questi scherzi. Allora, ecco, molto bene quindi che i restauri adesso siano conservativi e che si conservi fino all'inverosimile di qualsiasi opera. Insomma, quello che è arrivato purtroppo a Mestre è poco, cerchiamo un po' di conservarlo. Se abbiamo parlato per 3/4 d'ora. Sì, certo, parleremo anche di tantissime altre cose, perché tutto sommato proprio poco non è. No, abbiamo perso tanto, ma abbiamo ancora tanto, appunto, è per quello che facciamo questi incontri. Va bene, il tempo è finito, io ringrazio i nostri ospiti e chi ci ha seguito. Grazie a Mestre Mia e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Grazie, buonasera.